La popolazione si ritrova ad avere in mano delle impegnative per visite specialistiche e naturalmente queste visite specialistiche, vista la situazione, non vengono erogate. Una buona parte di queste persone non sono preparate e non conoscono la normativa sulle liste d'attesa e quindi pertanto loro si rifugiano in maniera rassegnata al privato. Vanno allo sportello e quando quello gli dice la metteremo in attesa e quando la richiameremo, il cittadino dice vabbè vado dal privato che così me la faccio. Questa è la prima ricaduta che abbiamo. La seconda è che moltissimi rigettano, rifiutano oppure non fanno più la prestazione e quindi non hanno più il servizio sanitario con tutte le conseguenze che poi abbiamo sul territorio per l'incancrenimento delle terapie, delle patologie e quindi ovviamente con maggiori costi da parte del servizio. Per essere dei cittadini attivi bisogna conoscere quelli che sono i propri diritti e quelli che sono i giusti percorsi per approcciarsi ai servizi sanitari. Ed è il lavoro che Cittadinanza Attiva fa attraverso le riunioni, i convegni e le serate informative che si fanno sul diretto territorio per la regione del Veneto. Tutte le assemblee del Veneto sono impegnate a fare questo tipo di appuntamenti, di questo tipo di incontri per spiegare alle persone e ai cittadini qual è il corretto approccio ai servizi sanitari e quali sono i loro diritti. L'altro aspetto che facciamo informativo è quello di far imparare alle persone che così come quando escono dal supermercato guardano il loro biglietto di spesa per vedere se hanno pagato 3 kg di zucchero o uno solo, così quando escono dal medico devono guardare la propria impegnativa e devono vedere se c'è riportata l'esenzione laddove essa è dovuta, se è prescritta ed è cliccata nelle giuste caselle la priorità e se è appropriata la diagnosi prescrittiva.